La scoperta dell'Apercoto è stata del tutto casuale per me. Lavoravo ad un'antologia di racconti del Risorgimento italiano e sapevo che lei aveva scritto nel 1848, in particolare delle durissime repressioni austriache per tutto il Friuli. Allora sono andato a leggermi i suoi racconti e sono stato molto colpito dalle sue due diverse voci. Da un lato c'è l'autrice di quelli che oggi noi definiremmo dei racconti di non fiction, veramente una sorta di giornalista che pochi giorni dopo testimoniava del massacro di Jalmicco sui giornali, e dall'altra parte c'è invece anche una scrittrice che ricorre addirittura alle risorse del fantastico per raccontare la sua passione politica e l'indignazione verso le violenze degli austriaci. Un mix singolare che in qualche modo ce la segnala come autrice ancora oggi da leggere. L'Apercoto è una scrittrice molto legata alla sua terra in tutti e due i suoi filoni di scrittura. Da un lato lei è l'inventrice, senza rendersene conto, di quel filone che poi avrebbe avuto grande successo nel secondo Ottocento, di letteratura contadina, che racconta la vita delle campagne, sino a quel momento rimasti ai margini del racconto dei narratori e dei poeti. Dall'altra parte racconta appunto le violenze degli austriaci fino addirittura al 1861, quando ancora era terra sotto la monarchia austro-ungherese. Ecco, sono dei racconti che in qualche modo sono inconcepibili senza il luogo dove sono stati immaginati. Tra l'altro l'Apercoto è stata una importante scrittrice, alcuni dicono una delle fondatrici della letteratura in lingua friulana. Per chi volesse seguire il Friuli dell'Apercoto ripercorrendo i luoghi dove lei ha abitato, di cui ha scritto, ovviamente si può partire da Udine, dove lei in parte ha studiato, dove aveva molti dei suoi contatti. Io consiglio di seguire forse il suo percorso per le caserme. Lei ha scritto uno dei primi racconti che si chiama La donna di Osoppo, proprio dedicato alla repressione austriaca. Si può passare per Osoppo, e anche se non è esplicitamente citato dall'Apercoto, io consiglierei di andare a Palmanova come caserma più bella di tutte.